La Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi, città di Trieste, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e il contributo della Fondazione Kathleen Foreman Casali, presenta Aperitivi in musica di e con Giovanni Baldini. Ecco un incipit di una tarantella scritta magnificamente, che potrebbe essere stata scritta da un compositore napoletano. In realtà di napoletano il compositore non ha praticamente nulla. Si tratta della famosissima e poco suonata tarantella di Chopin, un compositore polacco che però è riuscito, nonostante la distanza culturale, a cogliere quegli aspetti peculiari di questo tipo di forma musicale, che è appunto una danza che noi di solito associamo alla musica, anzi alla tradizione musicale meridionale e in questo caso napoletana. Nonostante lo stesso Chopin e anche Schumann non avessero accolto questo brano con grande entusiasmo, sinceramente da musicista italiano possiamo riconoscere che la sua bravura compositiva è tale da aver rappresentato in maniera ottima i caratteri principali di questa forma. Il primo carattere è il ritmo di danza. Lo ricordiamo, la tarantella è una forma, è un brano che deve spingere le persone a danzare. Il ritmo nello specifico è questo. Eccetera, eccetera. Un altro aspetto peculiare è la varietà. Chopin si ripete pochissime volte, ci sono sempre idee nuove. Vedete come subito cambia atteggiamento e sembra di sentire una cacciara, il rumore che potremmo ascoltare se fossimo stati lì, nei rioni di Napoli, dove i venditori, i mercanti si lasciavano andare ad espressioni forse rozze e che musicalmente vengono rappresentate da questa scala e queste urla in fortissimo. Un'altra idea nuova. Naturalmente, dopo aver raccontato molte facce di queste strade di Napoli, Chopin non poteva esimersi da concludere il brano con un finale trionfale e che omaggia lo stesso ritmo di danza col quale aveva iniziato questo brano. Come sempre vi lascio una mia versione preferita. Per questa tarantella vi consiglio il video di Daniil Trifonov.